vediamo la data precisa della pubblicazione, 2006, racconta l'Endolaguna, racchiusa o non chiusa perché era tutta aperta come lo è adesso, ma idealmente racconta di queste isole che stavano e stanno ancora, però transustanziate perché tolte dall'acqua. Qua torniamo alla lingua madre, cava via l'acqua, le isole non diventa isole, diventa campi per fare la polenta. Allora questo studio racconta le isole e la breve storia della civiltà fluviale veneta. Ecco qua, breve storia della civiltà fluviale veneta, raccontato dal Paleolitico fino a Napoleone, fino al 1796-97, va bene? Con tutte segnalazioni, reperti, indicazioni di luoghi e testimonianze delle varie epoche. Allora, vi stavo dicendo prima che i luoghi raccontati in questo libro vanno dai Mincio, che era Scumizio, Benacese, Benaco, Acese, che è un altro fiume di là, fino a arrivare alle Droni, anche a Padova, anche a Vicenza, al Medioevo Minor, выживание человечества как вида. Майор, che noi diremo che Потому что человечество сейчас уперло дилемму, которая упиралась очень долго и упорно, это вопрос самоорганизации. Come adesso, ma era una grande Endolaguna, i sette mari, Aesis, Drone, Padus, Medioevo Minore, Maior, tutti qua. E che era una grande tensione di acqua, 10 parti, 9 era di acqua e una era di terra, adesso sta tutto cambiato, 9 parti diventate di terra, 9 parti e una di acqua. Quindi sta trasformando il Veneto in modo da un ambiente dove era i popoli del mare, i famosi popoli del mare che venivano a Trento, gli argonauti, i più famosi, e veniva dentro qua a prendere l'acqua dolce, perché la differenza sostanziale di questo luogo qua tra questo e Venezia, quello che viene chiamato adesso Venezia, che era a Rialto perché la Venetia è estesissima, la ciappa Caorle fino al Mincio, hanno detto Mincio, Pion, Tartaro, Menago, Adige, questo è il sistema principale, e poi di sotto una Endolaguna meravigliosa, grandiosa, piena di canna palustre. Ecco, allora oggi siamo qua a raccontarvi ancora una volta che questo ambiente che vivono i veneti è transustanziato, non ha niente a che fare con la natura, è tutto artificio fatto da argini che tengono via l'acqua e da pompe idrovore fatte dai consorzi che prende sull'acqua e le butta dentro, ne butta a mare l'acqua dolce. Questo avviene nelle stagioni troppo abbondanti d'acqua, mentre vista l'acqua ovviamente sempre sta buttata a mare non è più, allora è tutta una lotta per avere Okay, that wasn't really supposed to happen. mentre solo 15 anni, quando fino a quando avevo 15 anni, quindi 30 anni fa, 40 anni fa, l'acqua era un'estensione enorme dappertutto, gli alberi dappertutto, i famosi pioppi, l'ombra, il fresco, le idee, che non sia stato per il bosco sacro,
mi ha visto che si divertiva troppo nel bosco sacro con l'acqua, a giocare coi pali, gente sempre lavata, pulita, sorà, la gente sorà, perché d'estate si sta bene in acqua. Baruffa, l'ha detto anche la Laura, ha bronzato, quando uno che ha caldo le piccine a Baruffa. You're gonna travel from time to time? I just went to Nashville, but I put it in the trunk, so, like, better. So. Ho raccontato come